la Costituzione, si parla tanto di Costituzione, la difesa dei diritti, doveri degli studenti, ma non mi pare che siano rispettati così tanto. Se oggi siamo qui a protestare su queste scale è anche grazie alla nostra Costituzione. Chiediamo al Ministro di avere non più un numero chiuso, ma un numero aperto per la nostra università. Chiediamo un adeguamento delle strutture al numero di studenti e non viceversa. Chiediamo che gli studenti non siano valutati soltanto in base ad un test, e questo può essere fatto tramite un programma di propedeuticità degli esami, di adeguamento appunto delle strutture e dei docenti. È una cosa che è possibile fare, in altri paesi si fa. Non capiamo perché noi in Italia dobbiamo essere sempre diversi. C'è un fronte giovanile che non si rassegna all'agenda Monti, all'austerity, e che è capace di affrontare i problemi nel merito. Il numero chiuso è uno di questi, è un metodo di selezione che non funziona, e a partire da questo bisogna promuovere un'idea nuova di università, un modello di selezione vero che promuova l'accesso libero al primo anno e la selezione al secondo anno. E poi l'autunno caldo è appena cominciato, ci sarà una grande protesta contro l'aumento delle tasse per le borse di studio, perché l'università deve essere completamente rivalutata per il futuro del nostro paese. E noi nel 2010 gli abbiamo dimostrato che invece, come tutti sapete e come sa anche l'UDU, le strade e le piazze ce le siamo prese, e ce le siamo prese in maniera forte. Contro la modalità con cui oggi si fa il numero chiuso all'università e la selezione dei test d'ingresso, che sono oggi una selezione di fatto classista, per cui non passano i più bravi ma passano i più ricchi, quelli che hanno potuto pagarsi il corso di preparazione, oppure quelli che hanno fortuna. Il test d'ingresso, così come è fatto, è una follia, e in assenza di una politica seria di diritto allo studio rischia di anche essere un modo di selezione sulla base del censo. Ci sono altre modalità per fare i test d'ingresso, per valutare la qualità della formazione, che è quello che chiede l'Europa. L'Europa non chiede il numero chiuso, chiede di valutare la qualità della formazione. La Francia la fa alla fine del primo anno di università, la Spagna la fa in un altro modo ancora. Quello che poi è essenziale è avere una nuova politica del diritto allo studio, perché se noi non consentiamo agli studenti di poter andare nelle università, di potersi pagare gli studi, noi rischiamo veramente di far studiare soltanto i ricchi, pochi e ricchi, e questo destina il Paese alla recessione.